confrontarci su questo. Noi siamo il partito che ai lavoratori ha dato dei diritti che prima non avevano, perché ci sono ragazzi della mia età che con un contratto a tempo indeterminato oggi, e mi dispiace che il signore se ne vada, perché mi piacerebbe ascoltarci reciprocamente. Perché avere un contratto a tempo indeterminato vuol dire che qualcuno può cominciare a versare contributi per la pensione, perché quanti ragazzi nelle nostre famiglie non solo non hanno lavoro, ma chi ce l'ha precario o al nero e non ha versato neanche la pensione. Quanti ragazzi avendo dei lavori abituali, stagionali, non riescono a prendere un mutuo per comprarsi una casa e decidono che un figlio non lo fanno perché è diventato un lusso, non un gesto d'amore. Da fare, ma dire a quei ragazzi che forse qualche speranza in più ce l'hanno, perché prima non sapevano se sarebbero stati confermati dopo 6 mesi ed oggi hanno un contratto a tempo indeterminato, il risultato che abbiamo ottenuto noi. E avere con la riforma del lavoro delle donne, e questo mi sta particolarmente a cuore, che se sono vittime di violenza, di maltrattamenti in famiglia o fuori dalla famiglia, hanno il diritto di essere pagate dal loro datore di lavoro per 3 mesi, stando a casa a curarsi le ferite del corpo e dell'anima, è un atto di civiltà ed è del partito democratico. Non si assume il PD la responsabilità di cambiare questo paese, di far recuperare al nostro paese il ritardo che ha in anni in cui le riforme che dovevano essere fatte non sono state fatte da chi ci ha preceduto, non ci sarà nessun altro che lo potrà fare. Ecco perché noi sentiamo non soltanto la fiducia di quel 41%, ma anche tutta la responsabilità che quel 41% comporta nel nostro lavoro. Ecco perché in questo anno non abbiamo perso un minuto, non abbiamo perso un giorno. Io devo dire, oltre a Giovanni ci sono altri colleghi parlamentari qui, che in questo anno il governo con il Parlamento ha lavorato davvero a dei ritmi serratissimi, come era giusto ed era doveroso fare perché è il nostro lavoro e perché però dovevamo recuperare un ritardo. Prima parlando, quando sono arrivata facendo colazione, qualcuno giustamente sottolineava come Giovanni e gli altri deputati, senatori qui siciliani mantengano un rapporto molto stretto col territorio. E purtroppo però ogni tanto ve li dobbiamo portare via, li dobbiamo tenere a Roma, perché è altrettanto importante il lavoro che fanno in Parlamento, che facciamo a Roma, perché davvero dobbiamo accelerare ancora di più. Noi non siamo soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto in questo primo anno, perché sono importanti, sono fondamentali, ma ancora tanto c'è da fare fino al 2018 per rimettere in moto davvero il nostro paese. Però dobbiamo dirci anche che in questo anno noi come PD, noi come governo abbiamo raggiunto dei risultati importanti. Lo diceva prima anche Giovanni, noi siamo il partito, noi siamo il governo che grazie al semestre di presidenza italiana e grazie ai nostri parlamentari in Europa che rappresentano il partito più votato e quindi il gruppo più numeroso in Parlamento europeo, siamo stati in grado nell'ultimo anno di dire che accanto al rigore si tornava a parlare di crescita in Europa e di occupazione.